Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, che oggi dedichiamo in larghissima parte alla commemorazione, al ricordo del 24 aprile 1915, data di inizio del genocidio, dello sterminio del popolo armeno per mano ottomana. Ne parleremo sulla scorta di un paio di testimonianze filmate che vorrei proporvi via audio, ma anche di una ricostruzione per iscritto. Ma prima di ricordare questa data, che è ancora oggi fonte di polemiche, il che la dice lunga sullo stato dell'attuale Turchia, tanto per essere precisi, prima di tutto qualche aggiornamento, se possibile, in relazione al blitz della polizia italiana di Stato contro un network terroristico di matrice islamica affidato ad Al-Qaeda con base operativa in Sardegna. L'organizzazione è stata scoperta dall'antiterrorismo e predicava la lotta armata contro l'Occidente, organizzando attentati contro il governo del Pakistan. L'indagine della Procura distrettuale di Cagliari, coordinata dal Servizio Operativo Antiterrorismo, e ha coinvolto le Digos di 7 province, portando all'arresto di 18 persone. 2 degli appartenenti alla rete terroristica facevano parte di un'organizzazione di fiancheggiatori che proteggeva lo sceicco Osama Bin Laden, ed emerge dalle intercettazioni. La rete fondamentalista, con base in Sardegna, era anche impegnata nel traffico di immigrati pakistani e afghani introdotti illegalmente in Italia per proseguire poi a volte il viaggio verso il nord Europa. L'ingresso in Italia avveniva attraverso imprenditori compiacenti con falsi contratti di lavoro. In altri casi l'organizzazione forniva documenti falsi da cui gli immigrati risultavano vittime di persecuzioni etniche o religiose. La rete forniva anche supporto logistico e finanziario agli immigrati, assicurando il patrocinio presso gli uffici dell'immigrazione e dando istruzioni sulle dichiarazioni da rendere per ottenere l'asilo politico, nonché anche beni comuni come apparecchi telefonici e SIM. Fra gli arrestati ci sono gli autori di numerosi sanguinari atti di terrorismo e sabotaggio in Pakistan, compresa la strage del mercato di Peshawar a Mena Bazar, avvenuta ad ottobre del 2009, con l'uccisione di più di 100 persone, ma dettagli ulteriori saranno dati in conferenza stampa alle 12 presso la Procura di Cagliari. Per il momento l'agenzia ANSA non dice nulla di più. Qualcosa di più dice il quotidiano sardo, l'Unione Sarda, sull'arresto di 18 persone con base in Sardegna, una struttura legata alla rete Al-Qaeda. Tra l'altro nel mirino c'era il Papa, scriveva stamattina l'Unione Sarda, ma non il Papa Francesco, Papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger. Tra le attività riscontrate dagli inquirenti l'organizzazione di un attentato contro Papa Benedetto XVI, già a partire dal 2010 le fasi organizzative. E aggiunge ancora il quotidiano sardo l'ingresso in Italia del traffico di immigrati clandestini, perché la rete terroristica legata ad Al-Qaeda con base in Sardegna faceva arrivare clandestini in aereo con documenti e contratti di lavoro falsi. Pakistani e afghani venivano introdotti illegalmente in Italia, l'ingresso avveniva tramite imprenditori che fornivano falsi contratti di lavoro, oppure con documenti falsi si facevano risultare i migranti vittime di persecuzioni etniche e religiose. I clandestini spesso arrivavano in aereo, un traffico di migranti, per così dire, di serie A, scrive l'Unione Sarda, diverso da quello dei barconi che arrivano in Sicilia. Sono state arrestate 3 persone a Olbia. Stamattina i carabinieri hanno portato a termine un blitz in via dell'Acquedotto a Olbia, l'attività gestita da cittadini pakistani. Uno di loro farebbe parte di questa cellula terroristica sarda, 18 in tutto gli arresti, ma anche ad Alghero c'erano alcune propaggini di questa organizzazione. La Digos ha intercettato i telefoni dei presunti terroristi. Per il momento non c'è molto di più a livello di dettagli che saranno forniti, credo, in conferenza stampa presso la Procura di Cagliari alle ore 12. Mentre adesso apriamo il capitolo dedicato alla questione armena, anche alla luce, direi, di un paio di articoli. Poi sentiamo un'intervista rilasciata dal presidente armeno Sargsyan il 22 aprile, l'altro giorno, al canale televisivo Euronews, un'intervista di 9 minuti e mezzo, e poi
proporrei anche, vi vorrei proporre brevemente qualche minuto di un documentario girato da una giovane ragazza di origini armene statunitense, perché la bisnonna aveva pochi anni, la bisnonna, che si chiamava Margaret Garabedian Dermanuelian, trovò riparo a Rhode Island negli Stati Uniti. Dopo aver vissuto da bambina, aveva pochi anni, nel 1915, ciò che accadde in quei terribili giorni e settimane e mesi seguenti, dopo l'inizio delle operazioni di pulizia etnica, etnico-religiosa, di pulizia del popolo armeno in Turchia. Viene da una regione, quella di Diyarbakir in Turchia, la bisnonna di questa ragazza oggi 21enne, che ha fatto un bellissimo video, l'ha pubblicato in realtà già 2 anni fa, lo trovate anche su YouTube, The Armenian Journey, A Story of an Armenian Genocide, cioè il viaggio armeno, la storia di un genocidio, quello degli armeni, dove si racconta, si recupera anzi una testimonianza filmata della bisnonna, che questa ragazza, questa giovane che ha girato questo piccolo documentario molto bello, questa giovane 21enne nel 2013, Dalita Gezoyan, ha fatto parlare, anzi ha recuperato un filmato nel quale parlava da testimone dei fatti, bambina all'epoca, la bisnonna Margaret Garabedian Dermanuelian. Me ne propongo alcuni minuti cercando di tradurre, abbiate pietà per la traduzione, cercando di tradurre dall'inglese, ma credo che la testimonianza sia molto chiara. C'è anche un'altra serie di testimonianze che sono state raccolte su internet, stavolta in italiano, brani tratti da alcune testimonianze di sopravvissuti, brani terrificanti naturalmente, ma aventi a che fare con ciò che è realmente accaduto. Nonostante tutti gli sforzi del premier e del presidente turco, Davutoglu e Erdogan, di evitare, perché ancora nel codice penale turco ci sono 2 articoli che portano in carcere chi usa la parola genocidio a proposito degli armeni in Turchia, di evitare di chiamare le cose col loro nome. Ma intanto io vi vorrei proporre appunto una riflessione che compariva ieri su Il Foglio e che collega la questione armena alla questione dell'esistenza di Israele. Sono 2 questioni entrambe vive in modo diverso ancora nell'attualità. A 100 anni di distanza quella armena, a un po' di anni di meno dalla nascita dello Stato di Israele nel 1948, ma le 2 questioni sono perennemente vive, sono entrambe legate, tutto sommato, non è questione diciamo di interpretazione tendenziosa, alla questione islamica. Un paio di articoli vi dicevo, il primo è quello di Giulio Meotti, che ieri a colloquio con il professore della Sorbona, Georges Benzouzan, fra i massimi intellettuali francesi, orientalista, direttore del Memoriale della Shoah a Parigi, si richiamava anche alla questione dell'Armenia. L'Occidente è paralizzato di fronte alla pulizia etnica dell'Islam, perché il discorso della pulizia etnica è ciò che si è sperimentato, si è visto ed è stato parzialmente raccontato anche l'anno scorso, dall'estate scorsa in avanti, con la presa del potere dal punto di vista territoriale in Iraq e Siria dello Stato islamico, che sta operando una pulizia etnica esattamente uguale a quella che è stata fatta al popolo armeno nel 1915, anche nelle modalità, con lo sgozzamento, con le crocifissioni, con l'utilizzo delle donne come schiave, con l'uccisione dei maschi, con la sottomissione. Molte donne armene furono comprate sostanzialmente dagli aga, cioè dai loro padroni turchi, dopo aver ucciso i maschi di famiglia. Questione dunque che ha una terribile, atroce attualità, perché è ciò che è in atto nelle terre progressivamente assoggettate allo Stato islamico. Da parte delle elite dirigenti e dell'opinione pubblica europea occidentale, la suefazione all'orrore per il massacro dei cristiani sta prendendo il sopravvento, dice ieri al Foglio, a Giulio Meotti, un breve articolo in prima pagina, il professor Georges Benzouzan, come dicevamo, direttore del Memoriale della Shoah a Parigi. Ciò che stupisce in queste tragedie che continuano a ripetersi è il silenzio dei potenti. Non sorprende l'opinione pubblica, che è sempre commossa. Sorprendono coloro che possono agire, le potenze politiche, economiche e militari. Non c'è nulla di nuovo nella tragedia degli Herero del 1904 fino al Ruanda del 94, passando per gli armeni nel 1915,
gli ebrei del 42, i cambogiani del 75. L'unico passo avanti compiuto in un secolo, dice il professor Bensoussan, è stata la creazione di un tribunale penale internazionale, ma proprio questa Corte Penale Internazionale ha liquidato pochi giorni fa come irrealistica la costruzione di un caso legale contro lo Stato islamico. Cioè la Corte Penale Internazionale ha detto non possiamo fare nulla contro lo Stato islamico. Secondo il professor Bensoussan, l'esodo di massa dei cristiani, oggi, quelli delle terre assoggettate allo Stato islamico, ricorda quello dei loro fratelli ebrei dai paesi arabo-islamici dopo il 48, l'anno della creazione di Israele. È un identico processo di purificazione etnica, fatto all'epoca in nome dell'arabismo, fatto oggi in nome dell'Islam. Un processo che inizia molto prima, con il genocidio degli armeni e con i massacri pre-genocidiari, sempre degli armeni, a partire dal 1897 nell'impero ottomano, in quella che oggi classifichiamo appunto come la Turchia. È impressionante vedere come lo sterminio dei cristiani, la loro offerta in olocausto all'Islam politico, non smuova le élite, cioè quelle che il professor Bensoussan dice sono le potenze politiche, economiche e militari, la classe di coloro che comandano, i potenti. Si finisce con l'abituarsi ai peggiori spettacoli dell'orrore. La compassione non dura che un momento e non sostituisce l'analisi politica, che invece è la sola a farci capire che quando la campana suona a morto per lo straniero, suona per noi, come scriveva il poeta inglese John Donne nel XVII secolo. L'Occidente, soprattutto l'Europa, dice ancora il professor Bensoussan, l'Occidente e soprattutto l'Europa faticano a considerare il pericolo dell'Islam che hanno di fronte e ne hanno tanto più paura, si vedano anche le contorsioni semantiche al solo nominare Corano o Islam, dal momento che il pericolo è dentro le stesse mura dell'Europa, ma anche perché si fa sempre più fatica a concepire il concetto di guerra. Una guerra che ormai è arrivata, dice il professor Bensoussan, che la si accetti o che la si rifiuti, ma che non dipende più da noi. Il Medio Oriente viene giù, da Tripoli a Damasco. Resiste Israele, secondo Bensoussan. Israele è l'oasi per tutte le minoranze massacrate dagli islamisti, i Bahai fuggiti dagli ayatollah iraniani, i drusi, gli yazidi e anche i cristiani. Israele, osserva Bensoussan, è una democrazia, è anche uno stato rifugio, e non solo per gli ebrei. In questa regione abbandonata a una ferocia demente, lo Stato maledetto, lo Stato di Israele, si rivela essere il solo Stato di diritto, cioè umanitario, che accoglie e cura. Per esempio, i bambini palestinesi di Gaza, malati di cuore, sono operati nell'ospedale ebraico Hadassah di Gerusalemme. Ciò che Israele mostra in questa tormenta è lo sfasamento fra la maledizione universale, della quale è oggetto come Stato, e la realtà, dice il professor Bensoussan, che fa questo parallelo, diciamo così, o comunque mette insieme i fatti storici dagli armeni del 1915 e le stragi pre-genocidiarie contro gli armeni dal 1896-97 in avanti, alla strage degli Herero del 1904, agli ebrei del 42 e i cambogiani del 75. Cosa ci ha consegnato questo secolo, il Novecento finito? Ci ha consegnato un tribunale penale internazionale che dichiara la propria impotenza a perseguire i crimini dello Stato islamico, sempre che poi possa qualcosa il tribunale penale internazionale. Così sul Foglio di ieri il professor Georges Bensoussan, direttore del Memoriale della Shoah a Parigi, ma su Avvenire ieri c'era anche un articolo, vorrei brevemente proporvene i passaggi principali, di Pietro Kuchukian, che parla a nome naturalmente della comunità armena e che è anche stato iniziatore di una ricerca dei giusti, i giusti turchi, cioè coloro, non molti per la verità, anzi molto pochi, che fra i turchi si opposero all'ordine dello sterminio di massa del popolo armeno. E allora scrive ieri su Avvenire, sul quotidiano dei vescovi, Pietro Kuchukian: ero presente nella Basilica di San Pietro a Roma quando Papa Francesco, alla messa per gli armeni, ha parlato del genocidio armeno come il primo del XX secolo. Nessuno dei molti armeni venuti da ogni parte del mondo si aspettava una dichiarazione così risoluta e chiara da parte del Papa, e non me l'aspettavo nemmeno io, scrive Kuchukian.
La commozione è stata grande, non ci sentiamo più soli. Come armeno, figlio di una terra che nei secoli ha visto formarsi una cultura alta, sento di essere chiamato a una responsabilità: fare in modo che le celebrazioni del centenario siano occasione per far sentire la nostra vicinanza e solidarietà anche ai cristiani perseguitati in tante aree del mondo, oltre che a tutte le vittime della violenza che si ripresenta in un crescendo di efferatezze insostenibili. Mio padre non ha mai voluto ritornare nella sua terra natale, in Turchia, scrive Pietro Kuciukian in questa lettera su Avvenire, che poi leggiamo dopo la pubblicità. Pazzesco, incredibile. Cosa, papà? Il cane di peluche che abbiamo in auto. Mi ha parlato. Sì, certo. Ha detto che oggi puoi pagare a rate mensili a tasso zero, sia la polizza auto che tante altre polizze. Sì, e poi? Incredibile, ma vero. Con Unipolsai Assicurazioni paghi la polizza auto a rate mensili a tasso zero. E poi oggi hai a tasso zero anche le polizze per famiglia e casa. Fai un preventivo su unipolsai.it in agenzia. L'offerta scade il 31/12/2015. TAN e TAEG zero. Finanziamento Finitalia subordinato ad approvazione. Prima di aderire, leggere la documentazione di legge disponibile online o in agenzia. A scuola di business. Oggi musica. Si può avere la manutenzione inclusa nel prezzo senza che il costo diventi una nota dolente? Certo! I furgoni Volkswagen Transporter e Caddy non hanno solo il pacchetto Tech and Sound in omaggio, ma sono tuoi anche con finanziamento in 48 rate, TAN 425, TAEG 684 e manutenzione ordinaria 4 anni o 80.000 chilometri inclusa fino al 30 giugno. Questa sì che è musica! Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Leggi qui. Golf Tech and Sound da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech and Sound Tech da 16.900 euro. E solo ad aprile il navigatore touch è in omaggio. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Mio padre non ha mai voluto tornare nella sua terra natale, la Turchia, scriveva ieri Pietro Kuciukian in questa lettera sul quotidiano Avvenire. Figlio di un sopravvissuto al genocidio armeno, se non avessi elaborato nel corso degli anni una netta distinzione tra governo turco e popolo turco, oggi di fronte alla reazione della Turchia alle parole di Papa Francesco non potrei nemmeno scrivere. C'è in tutti noi armeni una storia interiorizzata, itinerari della memoria, del genocidio, da cui emergono racconti, testimonianze e ricordi. Hrant Drink, il giornalista turco di origine armena, assassinato a Istanbul nel 2007 da un nazionalista turco, ci ha lasciato un racconto che ci aiuta a capire cosa noi armeni abbiamo perduto. Nel 1915, in un paese vicino a Sivas, arrivato l'ordine di deportazione, un padre mancava all'appello. Richiamato più volte, fu trovato dai figli intento a riparare la trebbiatrice. Non si mosse perché non aveva finito il lavoro. Figli miei, disse, non va bene lasciare la trebbiatrice rotta. Noi partiremo e al nostro posto verrà qualcun altro che ne avrà bisogno. Così erano gli armeni ottomani, legati alla loro terra da 3000 anni e fedeli sudditi dell'impero ottomano, scrive Pietro Kuciukian in questa lettera pubblicata ieri su Avvenire. Voglio anche ricordare un altro episodio accaduto a Urfa, l'antica Edessa, la moderna Sanli-Urfa. Una lunga fila di ragazze armene che si erano rifiutate di convertirsi all'Islam attendevano l'esecuzione. Il macellaio, con un grembiule di cuoio e un affilato coltello, svolgeva il lavoro che gli era stato ordinato. Le ragazze si presentavano ordinatamente, una dopo l'altra, alcune addirittura cantando o scherzando. Il macellaio non riusciva a capire da dove potessero trarre tanto coraggio e mentre le teste delle ragazze cadevano, il macellaio non poteva trattenere le lacrime. Il macellaio era un patriota turco, chiamato a edificare la Turchia dei turchi. Obbediva agli ordini del governo, agli ordini dello Sheikh ul-Islam, che aveva decretato la guerra santa, il jihad, ma era anche un amico degli armeni, con i quali da sempre aveva convissuto.
Il fatto che la famiglia di mio padre, scrive ancora Pietro Kuchukian, sia stata salvata da un amico turco mi ha suggerito, a suo tempo, di dedicarmi alla ricerca dei giusti. Negli ultimi anni ho raccolto le storie di giusti ottomani che hanno disobbedito agli ordini e non hanno voluto stare dalla parte dei carnefici. Sono i traditori della patria turca. Se l'orgoglio nazionale turco, incentrato sui turchi patrioti, potesse essere indirizzato invece verso i disobbedienti che non hanno accettato di diventare complici del genocidio, si potrebbe aprire un nuovo percorso per giungere alla verità storica. Dalle storie dei salvatori, l'opinione pubblica turca sarebbe spinta a ripercorrere la storia dei salvati e non potrebbe più ignorare gli eventi di inizio secolo. La conoscenza dei fatti, la cultura storica portata nelle scuole, nelle università, nei dibattiti, potrebbe aprire una possibilità di dialogo fra i due popoli e l'insistenza sulla memoria del bene potrebbe rendere più fragile la barriera del negazionismo di Stato. Inoltre, le comunità armene perseguitate dovrebbero concludere che non si deve generalizzare e riferirsi a un generico popolo nemico che si è macchiato del crimine di genocidio. Ci furono anche i turchi islamici che hanno seguito la voce della coscienza, i giusti che a volte rivelano la loro totale impotenza, che però si trasforma nella potenza dell'esempio. A volte sembrano sacrificarsi inutilmente, conclude Pietro Kuchukian in questa sua lettera ieri ad Avvenire, ma il loro esempio e il loro sacrificio resta nella vita dei sopravvissuti e può diventare motivo di speranza. Detto questo, io vi vorrei proporre adesso questi 9 minuti e mezzo di intervista rilasciata un paio di giorni fa dal presidente dell'Armenia, il presidente Serge Sargsyan, in occasione del centenario del genocidio degli armeni, alla rete televisiva Euronews. In primo piano qui le relazioni tra Turchia e Armenia e la posizione turca che non riconosce il genocidio, come invece ha fatto di recente il Parlamento europeo. Così il presidente armeno Serge Sargsyan. In occasione del centenario del genocidio degli armeni, Euronews ha incontrato il presidente armeno Serge Sargsyan nella capitale Yerevan. In primo piano le relazioni tra Turchia e Armenia e la posizione di Ankara su quelle vicende definite massacri e non genocidio, come invece ha riconosciuto di recente il Parlamento europeo. Presidente, in questi giorni il suo paese commemora degli eventi atroci, la sofferenza inenarrabile subita dal suo popolo. 100 anni dopo, le ferite sono ancora profonde. Qual è il suo messaggio al mondo? La commemorazione delle vittime del genocidio contiene alcuni messaggi. Il primo è il ricordo. Crediamo che i crimini contro l'umanità non debbano essere prescritti e non possano essere dimenticati con il passare del tempo. Il secondo messaggio contenuto negli eventi in programma è un messaggio di gratitudine, legato direttamente al messaggio della commemorazione. La gratitudine per gli individui, le organizzazioni, le nazioni e gli stati che nel momento più difficile per noi hanno fatto sentire la propria voce, ci hanno dato una mano, sono stati capaci di aiutare una parte della nostra popolazione a salvarsi. Il terzo messaggio è la sintesi tra memoria e gratitudine, che ci porta a prevenire il ripetersi di tali crimini. È nostro compito individuare e sollevare l'attenzione sugli schemi e le relazioni causali che più tardi possono essere imputati a questo tipo di crimini.
Con questo vogliamo dire che è necessario combattere contro questo tipo di fenomeni per poter impedire che genocidi e altri crimini contro l'umanità si ripetano in futuro. L'ultimo messaggio è quello della rinascita della nostra nazione. Vogliamo ripetere che coloro che ci augurarono il male non riuscirono a cancellarci dalla faccia della terra. Վատը ցանկացողներին չհաջողվեց վերացնել մեզ աշխարհի երեսից. È opinione generale che sia necessario trarre lezioni dal passato, ma 100 anni dopo la Turchia e l'Armenia sono ancora trincerate in questo dibattito. C'è la possibilità che questi paesi avanzino in modo da poter collaborare su altre questioni, oppure quelle vicende continueranno a rappresentare un ostacolo che li separa? In qualità di presidente della Repubblica di Armenia, ho provato 2 volte a intraprendere questo cammino. E prima di me ci hanno provato altri 2 presidenti. Il primo tentativo è stato quello di dichiarare la nostra intenzione di stabilire relazioni diplomatiche con la Turchia senza precondizioni. Grazie a ciò avremmo potuto discutere e avremmo potuto affrontare tutte le questioni che ci riguardano. Il secondo tentativo è stato fatto alla vigilia del centenario del genocidio armeno. Diversi mesi prima ho inviato una lettera al presidente turco. Questa lettera è stata consegnata di persona dal nostro ministro degli esteri ad appropriati funzionari turchi, quindi non era soltanto un'azione pubblicizzata. Con quella lettera lo ho invitato a partecipare agli eventi commemorativi del 24 aprile e a esprimere assieme le condoglianze e a commemorare le vittime. Ma le autorità turche hanno deciso diversamente. Hanno deciso che il 24 aprile, il nostro giorno della memoria del genocidio, loro commemoreranno la battaglia di Gallipoli. Negli ultimi giorni la Turchia ha dato sfogo alla propria rabbia. Ci sono state dichiarazioni dure, reazioni insolitamente dure alle parole del Papa e alla risoluzione votata dal Parlamento europeo. Cosa prova ascoltando queste espressioni di collera? Quel tipo di dichiarazioni e di reazioni da parte della Turchia, in un certo senso per noi, non erano inattese. Abbiamo sempre sentito e siamo sempre stati testimoni del loro atteggiamento negazionista. Abbiamo notato che ogni volta rinnovano il modus operandi del negazionismo. Per quanto riguarda la dichiarazione del Papa, la considero appropriata. Io credo che si possa realizzare un mondo libero dai crimini contro l'umanità soltanto con la guida di persone forti. Sua Santità è un grande leader, giusto, che dice la verità. Cosa vorrebbe sentir dire dalle autorità turche? Se riconoscessero il termine genocidio, si normalizzerebbero le relazioni bilaterali. Senza dubbio, il riconoscimento del genocidio da parte turca è il cammino più breve verso la riconciliazione tra le nostre nazioni. È mia forte convinzione che se questo succedesse in modo sincero, in poco tempo le relazioni tra Armenia e Turchia raggiungerebbero un nuovo livello, abbastanza elevato. La Turchia ha suggerito la formazione di un comitato internazionale di storici per risolvere la questione una volta per tutte e ha affermato che accetterebbe qualsiasi esito. Per lei cosa c'è di sbagliato in questa proposta?
Primo, fin dall'inizio è un'idea sbagliata, visto che non sono a conoscenza di casi nei quali degli storici si siano incontrati per prendere una decisione e abbiano risolto una questione una volta per tutte. Questo è il primo punto. Secondo, non posso immaginare come possa operare una simile commissione, visto che gli storici turchi subirebbero la pressione della società turca e delle autorità turche, e lo stesso accadrebbe agli storici armeni, che subirebbero la pressione della loro società e delle loro autorità. Ma questi non sono gli argomenti più importanti. Il più importante è il seguente: strutture specializzate. Paesi che possiedono i più vasti archivi sull'argomento non hanno dubbi. Non ci sono dubbi su quanto successo. E voglio tornare sulla posizione del Vaticano. Il Vaticano non è tra i meglio informati degli eventi che sono accaduti durante la Prima Guerra Mondiale? Pensa che il Vaticano sia corto di storici ben istruiti? Questa proposta in sé è offensiva, visto che mette in dubbio il fatto stesso e la veridicità del genocidio armeno. In fin dei conti, cosa dovrebbero scoprire gli storici? Quante persone sono morte? C'è una differenza significativa tra 1,5 milioni di morti o 1.449.000 morti? Mr. President, thank you very much for this interview. Questa era l'intervista rilasciata dal presidente armeno Serge Sargsyan al canale Euronews. Tre mele caddero dal cielo, una per chi racconta la storia, una per chi la ascolta e una per chi la capisce. È il brano di un racconto armeno tradizionale, è una frase, sono frasi di un racconto armeno tradizionale con le quali inizia questo breve documentario filmato da Dalita Gezoyan, nel quale si recupera un vecchio filmato della sua bisnonna Margaret Garabedian Dermanuelian, che racconta quello che ha vissuto da bambina nel 1915. I want to share with you my telling of my great Questa è la voce della 21enne 2 anni fa, della 21enne Dalita Gezoyan, la quale introduce poi la figura della bisnonna Margaret Garabedian Dermanuelian, che alla fine riuscì, dopo essere stata schiava sostanzialmente di un'aga, di un padrone turco, a raggiungere gli Stati Uniti e lì a rifarsi una famiglia. Il documentario nasce sulla base del fatto che la nonna, prima di morire, perché la ragazza che avete sentito parlare all'inizio del documentario è 21enne all'epoca, 2 anni fa, è la pronipote, diciamo così, non ha mai conosciuto la bisnonna, ma l'ha conosciuta tramite un filmato realizzato dalla sua famiglia, custodito dalla sua famiglia, nel quale la bisnonna parla di ciò che appunto visse all'epoca, nel 1915, quando era una bambina di pochi anni. Before I was born, Margaret agreed to have her story recorded. Prima che io nacqui, dice Dalita Gezoyan, la mia bisnonna, acconsentì a raccontare, a registrare, c'è un filmato infatti d'epoca, a filmare, a fare un breve film nel quale raccontava la sua storia. I want to share with you some of her recollections. She lived with her family in the small village Uzunova Mezre. La signora Margaret Garabedian Dermanuelian viveva con la sua famiglia in un piccolo villaggio nella zona di Diyarbakir, che ha il suo nome mantenuto ancora oggi, così com'è nella Turchia moderna. Faceva parte dell'impero ottomano all'epoca. The province of Diyarbakir. In 1915,
her entire life changed. Nel 1915 la sua vita cambiò completamente, la vita della bisnonna di questa ragazza che sta parlando, Margaret Garabedian Dermanuelian, il nome della bisnonna. Tornammo a Usunova, che era il paese, e loro, i turchi, avevano preso tutte le donne e i bambini, le avevano messi in una grande stanza. A quel tempo essi presero le donne e le separarono le donne e le misero in un'altra stanza, perché avevano già preso gli uomini e li avevano poi ammazzati tutti. Misero le donne in questa grande stanza, per tutta la notte le tennero nella stanza fino a che arrivarono le prime luci dell'alba. Chiunque fosse una ragazza più grande, loro la prendevano e la portavano via. Gli uomini li avevano rapiti e li avevano poi uccisi. Fino alla mattina abusarono di queste ragazze, le giovani spose, e poi le portarono indietro. I turchi fecero questo. Come furono allineati contro il muro, i turchi arrivarono e presero quanti potevano dei bambini che erano stati allineati lungo il muro. Alcuni ne prendevano 4 di bambini o bambine, altri 5, altri ne portavano via 6 e in ogni caso quelli che riuscivano a prendere li portavano via. Her parents, 3 sisters, il mio padrone, il mio aga turco, prese insieme a me altre 4 o 5, altri 4 o 5 di noi. Her parents, 3 sisters, and her extended family were murdered. She was abducted into slavery and tortured for years. Questa donna, la nonna, è stata ridotta in schiavitù per anni, portata via dal suo padrone, il suo aga, appunto. Per 10 anni, racconta la donna, che è scomparsa naturalmente già all'epoca in cui nasce questa ragazza, Dalita Gezoyan, che ha recuperato la testimonianza della bisnonna, per 10 anni sono stata con il turco, sono stata con il mio padrone turco, senza nemmeno avere le scarpe ai miei piedi. Estate, inverno, mai ho conosciuto scarpe ai miei piedi. Camminavo scalza nella neve, i miei piedi erano congelati. La pelle si staccava dai miei piedi. Io piango, io non voglio andare quando mi portano via. Il mio padrone, non gli importa nulla. Venne a casa nostra e mi portò a casa sua. Venne un altro aga, un altro padrone, e disse: ma quella è la mia ragazza, torna indietro, è la mia bambina, anzi, perché era una bambina questa signora, quando racconta è già anziana. La bambina non gli piace e piange. Non sei tu il suo padrone, dice quell'altro che vuole la medesima bambina, cioè la donna che sta raccontando. Padrone, dissi io, mia sorella è andata e se tu mi percuoti me ne vado anch'io, muoio. Se provi ad ammazzarmi cercherò di scappare. In 1922, her older sister, the only other survivor from her family, found Margaret
and helped Nel her escape. 1952 questa donna poi riesce a tornare negli Stati Uniti e a rifarsi una famiglia. Questo è solo uno dei passaggi, ma ci sono anche alcune testimonianze lette in italiano di sopravvissuti alla strage, al genocidio, al tentativo di annientare un popolo. Armin Tepil-Wenier è stato testimone oculare dello sterminio del popolo armeno, iniziato a Istanbul il 24 aprile 1915, con una retata che lasciò la nazione armena priva di una guida spirituale, culturale e politica. Documentò lo sterminio con le fotografie che riuscì a scattare, fece pervenire parte del materiale fotografico in Germania e negli Stati Uniti, e ancora oggi le sue foto sono tra le testimonianze storiche più preziose di quanto avvenne in quel periodo. Wenier testimoniò: i malati e i vecchi, nonché i bambini, cadevano lungo la strada per non più rialzarsi. Delle donne sul punto di partorire erano obbligate, sotto la minaccia delle baionette o della frusta, ad andare avanti fino al momento del parto. Poi venivano abbandonate sulla strada per morire d'emorragia. Le ragazze più attraenti venivano ripetutamente violentate e quelle che potevano si suicidavano. Delle madri divenute folli gettavano i loro figli nel fiume per porre fine alla loro sofferenza. Centinaia di donne e di bambini soccombevano a causa della fame e della sete. Mesrop Minassian aveva 4 anni nel 1914, nato a Samsun in Anatolia e uno dei sopravvissuti al genocidio. Anche lui testimoniò: arrivarono e ci fecero uscire tutti dalle case, ragazze, donne, bambini, ci portarono tutti nel deserto. Così come un agnellino mi hanno strappato da mia madre. Mi misero sottoterra, mi seppellirono lasciando fuori solo la testa e si allontanarono dicendo: domani uccidiamo anche questo qui. Poi se ne andarono a scegliersi le ragazze più belle, quelle brutte le uccidevano o le gettavano nel fiume. Aprivano la pancia alle donne incinte per vedere se il figlio era maschio o femmina. Alle ragazze vergini tagliavano i capezzoli, mentre alle donne tagliavano i seni e glieli mettevano sulle spalle. Io, dal buco dove ero interrato, vedevo tutto con i miei occhi. Siamo criticati e richiamati ad essere pietosi, e, per coloro che non cooperano, che noi troveremo un posto che stringerà la fibra dei loro cuori delicati. Il ministro dell'interno di Talat diceva: il luogo di asilo di questa gente. Questo è il ministro dell'interno turco, Al-Talat, dell'epoca, che dice così: è l'annientamento. Dopo aver fatto inchieste, solo il 10% degli armeni ha raggiunto il luogo a loro destinato, il resto è morto di cause naturali, come fame e malattie. Vi informiamo che stiamo lavorando per avere lo stesso risultato riguardo quelli ancora vivi, usando severe misure. Il numero settimanale dei morti durante gli ultimi giorni non era soddisfacente, dicevano i turchi. Altri testimoni affermano: credo che la storia della razza umana non comprenda un episodio terrificante come questo. Il grande massacro e le persecuzioni del passato sembrano insignificanti se comparate a quella della razza armena nel 1915. Gli armeni furono sospettati e sorvegliati dovunque. Essi subirono una vera strage, peggiore del massacro. Fu una strage di innocenti, una cosa inaudita, una pagina nera. Durante la Prima Guerra Mondiale, i massacri da parte della Turchia costituiscono crimini riconosciuti dall'ONU come genocidio. La Turchia è obbligata a riconoscere tale genocidio e le sue conseguenze. Le
tue notti sono troppo corte e le tue giornate troppo lunghe? Gli effetti sul tuo viso ora hanno i giorni contati. Vichy ti invita in farmacia a provare le creme viso Idealia per una pelle più luminosa e riposata. Oggi per te con uno sconto immediato di €10. Farmacie aderenti su vichy.it. Buono sconto applicato sul prezzo praticato dal rivenditore. Valido fino al 30 aprile 2015. Specchio delle mie brame, chi è il dente più bello del reame? Caro dentone, non sei tu. Mangiando sempre fuori casa, bello non sei più. Quando mangi fuori casa, Daygan Protex è il chewing gum senza zucchero che aiuta a neutralizzare gli acidi della placca, uno dei fattori di rischio della carie. Specchio delle mie brame, ora chi è il dente più bello del reame? Da quando Daygan Protex hai incontrato, il tuo sorriso più bello e protetto è diventato. Fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Daygan Protex. Leggi qui. Golf Tech & Sound da €16.900. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa €16.900. E se vuoi anche il Bluetooth €16.900. I sensori di parcheggio? €16.900. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Tech da €16.900 e solo ad aprile il navigatore touch è in omaggio. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania. La tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Radio Padania presenta Nadine e Marcus, cantanti di gran classe delle nostre tradizioni. Un grosso abbraccio a tutti! Vi presentiamo Le canzoni del cuore, una serie di CD sulla storia della canzone italiana. dal popolare al lirico, passando per il melodico. Siamo disponibili per concerti dal vivo, per CD e concerti. Chiamate al 348 58 61 897 348 58 61 897. Cercate i CD di Nadine e Marcus presso i gazebo di Radio Padania e buon ascolto. Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità e se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama l'800 700 860 800 700 860. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22.
Gianni Perrelli per l'Espresso, pubblicato il 23 aprile scorso, il numero scorso, ha fatto un viaggio a Yerevan, nella capitale della Repubblica Armena, per incontrare la signora Arevalius Amalian, 103 anni, il signor Khosrow Frangyan, 105, e la signora Silvard Atayan, 103 anni. Sono 3 sopravvissuti, dei 28 sopravvissuti ancora in vita nell'anno in cui il prossimo 24 aprile sarà commemorato il 100° anniversario, oggi cioè naturalmente, il 100° anniversario del genocidio. Come ha accennato prima il presidente armeno, la Turchia, il presidente Erdogan, ha deciso di festeggiare proprio oggi, nello stesso giorno, i 100 anni della campagna di Gallipoli della Prima Guerra Mondiale, con cui l'esercito turco respinse il tentativo della flotta britannica di forzare lo stretto dei Dardanelli. La ricorrenza della battaglia in realtà accadrebbe domani, 25 aprile, ma il presidente Erdogan, con l'evidente scopo di sabotare le celebrazioni armene, ha anticipato le sue, quelle turche, di un giorno appositamente. Ma al di là di questo, vi stavo dicendo, l'articolo di Gianni Perrelli sull'Espresso del 23 aprile scorso è un bell'articolo, perché Perrelli va a parlare direttamente con 3 sopravvissuti. Il primo di costoro è Kostor Frangyan, che davanti al giornalista dell'Espresso intona le note della Marsigliese, le parole della Marsigliese, che imparò dai francesi, che nel 1915 lo salvarono dal genocidio inflitto al popolo armeno nel disegno di pulizia etnica ispirato dall'ideologo dei giovani turchi Talat Pascià nel crepuscolo dell'impero ottomano. Khosrow è appunto uno dei 28 sopravvissuti ancora in vita nell'anno in cui viene commemorato il 100° quest'anno anniversario del genocidio. Genocidio che durò fino a tutto il 1916 e fece 1,5 milioni di morti. È una stima naturalmente, ma come ha giustamente detto il presidente armeno, che differenza fa 1,5 milioni, 1.449.000? E rappresentò il genocidio armeno per Adolf Hitler il modello dello sterminio contro gli ebrei. Gli ultracentenari vivono oggi in Armenia, che è la repubblica di 3 milioni di abitanti che conquistò l'indipendenza nei primi anni 90 dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Una repubblica, quella armena, che ha un territorio 10 volte inferiore a quello della grande Armenia storica. L'Armenia che si estendeva dal Caucaso e dall'Iran fino alla Turchia e alle sponde del Mediterraneo. Quasi tutti i sopravvissuti sono originari dell'Anatolia, dove agli inizi del secolo scorso era concentrata la maggioranza del popolo armeno e dove furono commessi i più orrendi massacri da parte dei turchi. Deportazioni di massa verso i campi di concentramento in Siria, ferocia disumana delle squadracce dell'esercito turco contro perseguitati privati di cibo e di acqua, spinti dalla disperazione, come documentano anche alcuni terribili filmati che sono riusciti ad arrivare fino a noi, a succhiare dagli abiti a pezzi le gocce di pioggia o di sudore. Epidemie incontrollabili durante le marce forzate, eccidi brutali di tutta la popolazione maschile in interi villaggi, decine di migliaia di donne stuprate e poi avviate nei bordelli, negli harem o a disposizione dell'Aga, il padrone, bambini brutalizzati, perfino bloccati nel corso delle tragiche migrazioni da ferri da cavallo che inchiodavano i piedi, villaggi e chiese bruciate, persone crocifisse, preti trucidati davanti ai fedeli atterriti nei luoghi di culto. Metz Jägern lo chiamano gli armeni, la traduzione armena del grande male. Questo significa un progetto di sterminio concepito per rendere omogenea la Turchia e che il governo di Ankara oggi, a 100 anni di distanza, continua a negare. Frangyan è uno dei più lucidi fra i sopravvissuti. Khosrow Frangyan, 105 anni oggi. I turchi, ricorda l'uomo, piombarono nelle nostre terre con lo scopo di sterminarci. I miei parenti furono tutti uccisi, soltanto mio nonno scampò al massacro. Riuscì a nascondersi portandomi con sé in Siria. I più combattivi cercarono di sottrarsi alla strage scalando il Mussadag, la montagna di Mosè, dove resistettero per 40 giorni agli assalti dell'esercito ottomano.
finché allo stremo elevarono alte croci per segnalare la loro presenza alle navi francesi e inglesi che incrociavano le acque del Mediterraneo. Furono salvati dall'arrivo di un incrociatore inviato dal governo di Parigi che trasportò migliaia di persone in Egitto. Nel 1938 tornarono però nel nostro villaggio i turchi, ricorda l'uomo, oggi 105 anni, Khosrow Frangian. I francesi avevano riconsegnato il territorio ai turchi. I turchi pretendevano nel 1938 il pagamento delle tasse. Noi non avevamo soldi, possedevamo solo un piccolo terreno e qualche capo di bestiame. Ci sequestrarono tutto. Scappammo a piedi in Siria e i francesi ci radunarono in un campo profughi. Vivevamo in tende. Migliaia di noi furono falcidiati dalla malaria. Questo a più di 20 anni di distanza dal genocidio, nel 1938, quando la Francia riconsegna alla Turchia i territori armeni. Vivevamo in tende, migliaia di noi falcidiati dalla malaria. Il Libano, terrorizzato dalla possibilità che dilagasse un'epidemia, non ci consentiva di entrare. Intervennero di nuovo i francesi che distribuirono dosi di chinino e ci concessero alcune terre ad Aniar, località libanese al confine con la Siria. Da lì mi trasferii a Beirut, ricorda ancora Khosrow Frangian, oggi 105 anni, dove mi guadagnavo da vivere facendo il lavapiatti. Poi mi sposai e mi sistemai a Damasco, dove lavoravo per un uomo d'affari armeno. Solo nel 1946, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, sentii il richiamo della patria. Partii con la famiglia per Yerevan, che allora era parte dell'Unione Sovietica, con l'intenzione di stabilirmi lì. Ma la mia odissea non era ancora finita, fui di nuovo deportato. È il mio destino, perché i dirigenti comunisti sospettavano che aderissi a un partito socialista molto popolare fra la diaspora armena. Stavolta mi ritrovai in Siberia, guidavo i trattori. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica sono tornato in Armenia e mi sono occupato di borsa. Prima di morire coltivo ancora un sogno, non quello impossibile di rivedere i luoghi in cui sono nato in Turchia, solo il riconoscimento da parte dei turchi delle loro responsabilità per il genocidio. Così parla con l'inviato a Yerevan dell'Espresso, Espresso uscito il 23 aprile scorso, Khosrow Frangian, 105 anni. Le pagine dell'eroica resistenza sul monte Musadag, il monte di Mosè, ricorrono anche nei ricordi di Silvard Atayan, una signora di 103 anni oggi. Vive in una casa di una nipote a Yerevan, nel quartiere Western Armenia. Avevo 3 anni, ricorda la donna, ma le immagini sono ancora nitide. Quando all'arrivo delle squadracce ottomane, mio padre, che era un soldato dell'esercito turco, decise di disertare e di combattere nelle file della resistenza. Ordinò poi a mia madre di mettere in salvo la famiglia, cercando rifugio sulla montagna di Mosè, il Musadag. C'era con noi un prete armeno che ci dava conforto spirituale, ma i problemi erano la fatica fisica della scalata e la mancanza di cibo. C'era una tremenda carestia. Quando andava bene ci abbuffavamo di harissa, una zuppa d'orzo tipica delle nostre terre, che è diventata simbolo della resistenza. Mia madre cercava di collaborare alla lotta procurando i rifornimenti alimentari e qualche capo di vestiario, ma i turchi, e la donna scoppia a piangere davanti all'inviato dell'Espresso, i turchi, riprende a raccontare, avevano mezzi troppo potenti per le deboli forze armene. I nostri combattenti cadevano come mosche. Mio padre fu ucciso, mio zio fu trucidato, il suo cadavere fu gettato in un fiume. Da quel giorno nessuno della mia famiglia ha più mangiato pesce. Saremmo morti tutti se non fosse arrivato in soccorso un vascello francese. Ci trasportarono in Egitto, dove vissi 5 anni, imparai l'arabo, ma neanche dopo il ritorno a casa trovammo pace. Nel 1939 le nostre terre furono riconsegnate alla Turchia. Scappammo ad Aleppo, dove conobbi Husep, un colonnello dell'esercito francese che diventò mio marito. Ci trasferimmo nell'Armenia orientale nel 1946, sistemandoci in una cittadina ai confini con il Nagorno-Karabakh. Nel 1953 ci stabilimmo a Yerevan, ma incontrammo nuovi problemi. Le purghe russe si accanirono contro mio marito, che perse il posto di insegnante di francese e cominciò a lavorare con me in una fabbrica di tappeti. Quella armena, dice la signora Atayan, è una tragedia rimossa. Se anche avessi ancora le energie, non avrei desiderio di tornare nella mia terra. È stata violentata. Il mio solo desiderio è che per il centenario il mondo ricominci a parlare
dell'olocausto armeno. Ad Arabkir, un altro quartiere di Yerevan, vive in casa di una nipote un'altra signora, Arevalius Amalian, ha 103 anni. Sembra serena, scrive per l'Espresso Gianni Perrelli, che è andato a colloquiare con lei. Sembra serena, ma si infuria quando accenna a qualcuno, sfugge un accenno ai turchi. Non le va più di parlare della sua drammatica vicenda. La riassume per lei la nipote. Mia nonna, Arevalius, dice la nipote, è nata in una famiglia di artigiani in un villaggio dell'Armenia orientale, inglobata oggi nella Turchia. Il padre fu brutalmente ucciso dagli ottomani nell'aprile del 1915. La madre, di nome Vergine, una bellissima ragazza di 25 anni, fu rapita da un pascià turco che le propose di sposarla, garantendo in cambio la salvezza dei figli e degli altri membri della famiglia. Vergine accettò e con il nuovo marito mise al mondo altri 3 figli, col marito turco. Di Arevalius si occuparono il nonno e le sorelle del padre. Suo fratello, Juanes, di un anno più grande di lei, venne ospitato dai fratelli della madre ad Aleppo. Arevalius si trasferì nel 26 a Batumi, nel 30 a Yerevan, dove conobbe e sposò nostro nonno, Sargis Fabbro. Era anche lui un rifugiato, scampato nel 1915 al massacro dell'intera famiglia e salvato da un gruppo di armeni in fuga. Negli anni '80, dopo la morte del Pascià, Vergine raggiunse i fratelli ad Aleppo e cercò di mettersi in contatto con Arevalius, la figlia, che ha salvato insieme agli altri figli sulla base del patto che le propose il Pascià turco, cioè sposarla garantendo in cambio la salvezza dei figli e degli altri membri della famiglia. Per garantire la salvezza dei figli la donna accettò. Quando negli anni '80, dopo la morte del padrone turco, del Pascià, Vergine raggiunge i fratelli ad Aleppo e cerca di mettersi in contatto con Arevalius, una delle figlie, sondò il terreno, mandando a Yerevan uno dei suoi figli di secondo letto, ma mia nonna, racconta la nipote, cioè la figlia di Vergine, si rifiutò di rivederla. Come ha potuto sposare un turco, ripete ancora oggi la nonna, che ha 103 anni. Avrei preferito che ci avessero uccisi tutti. Vergine è morta a 111 anni. Fino all'ultimo ha sperato di poter riabbracciare la figlia, ma la figlia, Arevalius, non l'ha mai perdonata.
La cosa inquietante, credo, terribile, è che questa non è storia, questo è il presente per decine, centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone oggi, di donne, di uomini, di bambine, di bambini, oggi, non nel 1915 o nel 1938, oggi, e che uno Stato come la Turchia, candidata a entrare nell'Unione Europea, ancora faccia questi sporchi giochi sul non riconoscimento del genocidio, della storia e di ciò che è accaduto, getta una luce ancor più terribile, io direi satanica, veramente satanica, su ciò che si vive in questi giorni, su ciò che ci aspetta in futuro, su ciò che ci si prepara per il futuro, perché se non fai i conti con questa realtà storica oggi, vuol dire che stai preparando un pessimo futuro. Non credo che ci sia dubbio su questo. Ci salutiamo però con un altro pezzo musicale per pianoforte e orchestra di un altro compositore e pianista armeno, Arno Babayanyan, Dreams, Sogni si intitola questo pezzo, e non lo so, forse cade a proposito questa parola, forse no. Comunque così si intitola il pezzo di Babayanyan, Dreams, Sogni.
Thank you.